Sicurezza in città e nei quartieri, qualunque misura, se la si prende singolarmente, fa risultare la coperta troppo corta. Così il sindaco Giovanni Manildo e i residenti di Canizzano che hanno protestato contro i ripetuti furti. Abbiamo molte iniziative in cantiere, già l'iniziativa Cantiere Giustizia è un'iniziativa che porta proprio a pensare alla città come una comunità, poi anche l'iniziativa di martedì col ministro Minniti è proprio per stringere un rapporto fortissimo governo-enti locali. Martedì pomeriggio alla Piani il ministro dell'Interno Marco Minniti a confronto con i primi cittadini del Veneto sul patto tra governo ed enti locali per la comunità. I temi sono tanti, dai migranti alla sicurezza, ma su quest'ultimo fronte il filo diretto con Roma può produrre per Manildo strumenti utili a contrastare la criminalità. Patti per la sicurezza a livello periferico, più poteri ai sindaci per cercare di mantenere il decoro e la sicurezza anche percepita a livello più forte, e poi un ragionamento molto importante sull'equilibrio che ci deve essere tra la legittima difesa e la sicurezza dei cittadini. I cittadini chiedono soprattutto maggiore presenza delle forze dell'ordine. Non si può pensare che un presidio fisso della polizia o delle forze dell'ordine possa da solo risolvere o soddisfare la domanda di sicurezza. Sono necessari gli aumenti dei controlli dinamici, ma è anche importante l'illuminazione, il decoro, sono importanti anche tutti gli strumenti che si possono mettere in campo per garantire una sempre maggiore sicurezza ai cittadini.